Quando in seminario si insegna omiletica ai seminaristi, quando si insegna come parlare in pubblico, qualche volta si dice che una buona tecnica per vincere un po' le emozioni, quando uno è un po' emozionato, è dirlo a chi ti ascolta. E allora io, da quasi seminarista, condivido con voi che sono un po' emozionato nel parlarvi, un po' perché mi è stato affidato una catechesi su Maria, quindi ecco, non si può non essere un po' emozionati per questo motivo qua. Un po' perché ci troviamo in un luogo molto particolare, forse ve l'hanno già spiegato, io sono arrivato un attimo in ritardo. Comunque questo è chiaramente il Santuario Mariano di Venezia, ma è anche la basilica annessa al Seminario di Venezia. Noi sacerdoti del Patriarcato di Venezia siamo molto legati a questa chiesa. Molte mattine veniamo qui sul Presto per la Santa Messa. In questa basilica si svolgono diversi passaggi, ecco, per chi arriva al sacerdozio. Qualcuno qui è stato anche ordinato sacerdote, ad esempio io, nell'anno del Covid 2020, ma qui sono passati anche tanti santi, papi, sono dei padovani, qui è stato ordinato San Leopoldo Mandic, tanto per dirne una, no? Insomma, un luogo molto significativo, molto bello, unico direi. E allora mi è stato chiesto di parlare di Maria, la nostra porta santa. Ecco, in quest'anno di Giubileo sentiamo molto parlare di porte sante. Che cos'è una porta santa? Penso che lo sappiamo un po' tutti, ma vale la pena un attimo riprenderlo. La porta santa è un'immagine che è già presente anche nell'Antico Testamento, dove ad esempio nei Salmi già si era parlato della porta del Signore per la quale entrano i giusti. Salmo 117. E la vera porta santa è il Signore Gesù. E infatti il Signore, parlando di sé nel Vangelo di Giovanni, dove si presenta anche come buon pastore, come il bel pastore, dice di essere proprio Lui la porta. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Pertanto, nel passare la soglia della porta santa durante il Giubileo, chi attraversa la porta santa esprime la decisione di seguire e di lasciarsi guidare da Gesù, che è il buon pastore, e così giungere alla salvezza, così camminare verso il paradiso. La porta santa ha sempre una dimensione anche molto fisica, c'è proprio una porta da attraversare, così come quando noi vogliamo accedere a quei mezzi di salvezza che sono i sacramenti, dobbiamo deciderci ed entrare in chiesa, passare attraverso una porta. Il tema però che mi è stato affidato oggi non è Gesù la porta santa, ma Maria la nostra porta santa. Ma se la porta santa è Gesù, innanzitutto ci viene da chiederci, possiamo dire anche di Maria che è una porta santa? E do subito la risposta, che è sì. Maria è porta, è la porta del cielo. Nelle litanie lauretane la invochiamo chiamandola Janua Celi, Maria porta del cielo. Maria è porta del cielo perché attraverso di lei il Signore Gesù è entrato nel mondo ed è quindi attraverso di lei che i redenti possono entrare in paradiso. Se non ci fosse stata Maria, non avremmo avuto Gesù. Quindi è un po' un gioco di parole, però è profondamente vero. Maria è la porta attraverso cui la porta, che è Gesù, è entrato nel mondo. I padri della Chiesa hanno intuito profondamente questo mistero. Ad esempio, San Gregorio Magno diceva che per mezzo di Maria il cielo è stato aperto all'umanità. Ella è la scala celeste per la quale Dio è disceso sulla terra e l'uomo è salito al cielo. Oppure ci sono anche delle antiche laude mariane medievali. Ce n'è una, ad esempio, attribuita ad Adam de Antiquis che recita così: senza te, Sacra Regina, non si può in ciel salire. Maria dunque è davvero porta santa, però è anche una porta particolare perché, spiegano sempre i padri della Chiesa, Maria è anche in un certo senso una porta chiusa. E forse qui oggi vi sorprendo un pochino, perché sentir parlare di porte chiuse e di Maria come porta chiusa, ecco, è un po' inconsueto. Però è così. Se prendiamo il libro di Ezechiele al capitolo 44, troviamo la visione del nuovo Tempio. Dopo la distruzione di quello di Gerusalemme, Dio mostra al profeta un santuario escatologico e lì appare la porta orientale chiusa,
simbolo della santità del luogo, poiché vi è passato Dio, nessun altro vi entrerà. È segno di una presenza divina unica e irripetibile. Vi leggo proprio il versetto. Dice così Ezechiele: vi condusse poi alla porta esterna del santuario dalla parte di oriente. Essa era chiusa. Mi disse: questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore, Dio di Israele, perciò resterà chiusa. San Girolamo commenta così questo versetto: questa porta chiusa indica la verginità di Maria, che rimase intatta prima, durante e dopo la nascita del Signore. E quasi facendogli eco, Sant'Ambrogio, commentando il Vangelo di Luca, spiegava che Maria è la porta chiusa attraverso la quale passò Cristo senza aprirla. Maria quindi è porta perché attraverso di lei arriva a noi Gesù, ma è anche in un certo senso una porta chiusa, perché Maria è anche la sempre Vergine. E così non solo ci indica che Gesù è vero uomo nato da una donna, ma ci ricorda, ci testimonia in maniera perfetta che Gesù è anche Dio, perché è nato da una donna vergine. E allora tutto questo ci aiuta anche a capire più a fondo alcuni aspetti che riguardano Maria. Maria chi è diventata col suo fiat, col suo sì all'angelo Gabriele? Maria è diventata colei che non solo è porta, attraverso cui il Signore passa, Maria non solo è porta chiusa perché è vergine, ma Maria è anche colei che apre la porta. I padri della Chiesa spiegavano che Maria è la nuova Eva. In teologia si parla del parallelismo Maria-Eva, Eva-Maria. Questo parallelismo, che ha molte conseguenze che non posso tutte trattare oggi, si basa sulla considerazione che sia con Eva che con Maria un atto morale di una donna ha influito in maniera molto profonda sulla salvezza di tutta l'umanità. Ma mentre Maria disobbedisce al comando di Dio, Maria obbedisce al Signore. Quindi Maria è la nuova Eva, come il nuovo Adamo è Gesù, cioè i due capostipiti della nuova umanità, l'umanità redenta. Adamo ed Eva sono i capostipiti dell'umanità. Gesù e Maria cominciano l'umanità nuova, redenta dal sangue di Cristo. E allora perché per noi oggi è importante questo? Perché Maria, proprio perché è la nuova Eva, è quindi anche colei che ci riapre la porta del cielo. Eva con la sua disobbedienza aveva chiuso la porta dell'Eden. Adamo ed Eva erano stati scacciati fuori. Maria col suo fiat, col suo eccomi, ci ha invece riaperto le porte del paradiso. Ecco, io spero di non essere stato troppo complicato, però al di là di tutte queste bellissime considerazioni, perché è sempre bello contemplare un po' il mistero di Maria, possiamo dire che in ogni caso la ragione fondamentale per cui Maria si inserisce in tutta questa dinamica del mistero della salvezza umana ha sempre a che fare col suo essere madre di Gesù. Maria, diventando madre di Gesù, è arrivata ai confini dell'infinito, ma per lo stesso motivo è stata anche chiamata ad assumere un impegno maggiore verso tutta l'umanità. Maria collega l'infinito col finito. Quindi è Maria che è chiamata a condurci a Gesù. Allora, carissimi, proprio guardando l'icona della Madonna della Salute, condivido con voi quello che diceva la Beata Elisabetta della Trinità, che pensando al momento in cui avrebbe incontrato il Signore, il momento in cui sarebbe morta, diceva: quando avrò detto il mio consumatum est, tutto è compiuto, sarà lei, Janua Celi, la porta del cielo, che mi introdurrà in cielo. Sarà la Vergine, questo essere luminoso e puro della purezza di Dio, che mi prenderà per mano e mi introdurrà in cielo. Allora ricordiamoci, nessuno entra in paradiso se non attraverso Maria, porta del cielo. Lei che è cooperatrice della redenzione e mediatrice di ogni grazia, perché ogni grazia ci viene da Gesù, ma Maria, avendoci dato il Signore, ci ha dato l'autore della grazia. E allora concludo infine volendo fornire anche un piccolo spunto concreto per la nostra vita, perché uno potrebbe chiedersi, bene, Maria è la porta del cielo, ma come possiamo vivere questo nella nostra quotidianità? Ecco, ci sarebbero tante cose da dire, però credo che una delle prime strade da percorrere, forse anche la più importante, è innanzitutto scoprire o riscoprire, o
essere incoraggiati a proseguire a recitare il Santo Rosario della Beata Vergine Maria e a recitarlo molto frequentemente, io direi ogni giorno. Ecco, penso che tutti con un piccolo sforzo possiamo arrivare a recitare il Rosario davvero quotidianamente. È una grazia da chiedere innanzitutto a Maria. Ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora, però è una cosa che cambia la vita. Santo Rosario perché? Perché è ovviamente una preghiera mariana, ma proprio perché mariana è anche una preghiera profondamente cristologica. Maria non è mai separata da Gesù, ma anzi porta sempre a Lui. E così fa anche il Rosario, perché nella sua semplicità il Rosario ha dentro di sé tutto il Vangelo, di cui è quasi una sintesi, un compendio. Anzi, uno dei modi più belli per entrare nel Vangelo è proprio pregare il Rosario, quindi in qualche modo tenendo le mani a Maria, tenendo in mano la corona del Rosario. E Maria ci porta Gesù, come l'Ave Maria ci porta Gesù, che è il centro anche della preghiera, no? Quindi col Rosario ci mettiamo alla scuola di Maria per lasciarci introdurre alla contemplazione di Cristo. Con Maria entriamo nel mistero di Gesù. Diceva San Giovanni Paolo II che mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore. Pertanto il passare con Maria attraverso le scene del Rosario è come mettersi alla scuola di Maria per leggere Cristo, per penetrarne i segreti, per capirne il messaggio. E concludo allora questo breve intervento, un po' imitando Maria, che anche lei era una donna così parca di parole, con una preghiera proprio a Maria, la Madonna della tradizione cristiana, che riassume un po' tutto quello che ci siamo detti. È l'Alma Redemptoris Mater. O Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. Sia lodato Gesù Cristo.